Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Do a lei la parola per una sua prima disamina. Buonasera a tutti, complimenti alla nostra squadra, tifosi per questa vittoria importante. Abbiamo giocato mettere 91 punti anche con tanti errori, 15 palle perse, non posso dire niente. Se non abbiamo ricevuto 30 punti in ultimo quarto posso dire che era una partita perfetta. Complimenti anche a Treviso Basket perché mai hanno mollato, hanno fatto una bella partita e speriamo che anche continuino così, che si salvano. Noi mettere 91 punti con tanti giocatori, fare canestro di tante palle perse, possiamo migliorare di più. Dunque c'è room per improve, come si dice, spazio per migliorare. Dunque continuiamo, speriamo che questo infortunio di Jordan Parks non è serio, anche non lo so se avete ricevuto notizia di Marco, la febbre non poteva arrivare. Grazie mille se avete fatto. Sì, coach, quello che abbiamo visto anche a Parks, primi 5 minuti avete preso 17 punti. La cosa hai chiesto, perché dopo avete fatto 15-2 che avete strappato nel secondo quarto. Ultimamente il nostro problema era difesa e abbiamo continuato, però che mi molesta di più, non lo so quante volte questo anno noi cominciamo partita dove altri fanno punti a noi e noi senza fallo, non può essere, questo era il tema più importante del primo time-out. Senta coach, oggi si è visto quanto è mancato nei mesi scorsi Jordan Parks, un giocatore straordinario che vi mancava, no? No, abbiamo vinto tantissime partite senza lui. Io penso che lui è un extra alla nostra squadra, dunque siamo molto profondi, diciamo. Coach, le chiedo anche un commento sul clima che c'era stasera, proprio si vede che si sta avvicinando ai playoff. Qualche volta mi sembra che per i nostri tifosi basta questa partita. Devi vincere anche altre. Ho capito io che derby, ho visto loro molto contenti. Dunque, abbiamo stasera fatto tante cose vincere questa partita. Siamo finalmente dentro di prime 4 squadre, abbiamo superato il numero di vittorie dell'anno scorso, abbiamo vinto derby, dunque dopo di 2 sconfitte si può respirare un po' di meglio. Coach, per quando sia stata una parità, sostanzialmente quasi dominata la sua squadra, nel momento in cui Treviso è tornata fino a fatto spaziale 15-0, lei ha chiamato time out, ha sistemato 2 cose, ha rimotivato i ragazzi e avete risposto con una spaziale. No, abbiamo fatto tanti errori di là, individuali, errori di là, anche merito loro, fanno penso 3 tiri da 3 consecutivi, dunque merito loro, non sono una squadra che non capisce giocare a pallacanestro, sono bravi. E coach, buonasera. Parks diceva che è stata una prestazione proprio di squadra, corale. Ecco, lei è d'accordo? E oltre a questo, che cosa ha fatto la differenza per avergli consentito appunto di vincere? Difesa, 70% di partita abbiamo giocato buona difesa. Abbiamo parlato tanto di questi second chance point ultimamente, 12.5, però questa sera non è successo, noi abbiamo controllato il rimbalzo, 37, penso 25, 37-28. 37-28. Sì. Coach, ne abbiamo parlato anche altre volte, Davide ha fatto un'altra grandissima partita, è ancora una volta un giocatore più utilizzato, ha una grande disciplina difensiva, sta crescendo veramente tanto con le Ravine. Penso che sì. Però io sono sempre incazzato con lui. Un altro dato numerico che avete fatto 44 punti dentro l'area e ne avete concessi soltanto 22, togliendo fuori dalla partita completamente Porica. Sì,
Questo era l'idea di partita, preparazione per partita. Loro molto difficile di difendere noi dentro. E se tu hai un balance, equilibrio dentro e fuori, questo è il pallacanestro giusto. 91 punto, 44 da area. È una buona statistica, una buona informazione. Ecco, un'altra differenza hanno fatto i giocatori usciti dalla panchina delle due squadre. La nostra panchina adesso è molto forte. La nostra panchina, siamo profondi, abbiamo tanti giocatori, anche senza Marco non è facile con tutti, se manca non solo per qualità, per attitudine di giocare insieme. Questo è più. Però Andrea ha fatto soprattutto ultima parte di partita, ha fatto molto bene. 8 assist penso. Sì, yes. Comunque, 25 totali. 25 assist, però questi giocatori che sono più o meno i nostri ball handler hanno fatto 15 assist dentro di loro tre. Max, Andrea e Davide. So JP, congrats on the big game, congrats on the big win. Thank you. Would you share with us your opening statement on this game? Personally, I was excited for today. I always love big games when the lights are bright. You know, it's a derby match, it's an ex-team, and I've just been consistent in trying to work my way back to feeling like myself mentally. Physically, I've been feeling well, and today I was able to kind of just lock in and do the things that I'm actually good at, not force anything, play defense, get stops. So that was really big for me today. E l'ho citato di giocare questa partita, mi piacciono sempre le partite con tanta adrenalina come i derby contro una buona squadra. Devo dire che ho lavorato bene mentalmente in queste 2 settimane per farmi trovare pronto. Fisicamente sono sempre stato bene, ma oggi sono riuscito a non forzare niente, a pensare poco e a difendere e fare tutto ciò che serviva alla squadra, per cui sono molto contento che abbiamo vinto e del fatto che ho contribuito con le piccole cose. Abbiamo preso un attimo paura per la tua caviglia perché si era un attimo girata verso la fine, poi hai fatto 4 punti dalla metà, una tripla e hai chiuso la partita. Ci dici un attimo cosa è successo con l'azione dove... You had a big game tonight, but we were afraid about your ankle. Yeah, we'll see. I mean, we'll see tomorrow how I feel. I think I'll be fine. I just, in the moment, it was a pretty strong tweak of the ankle. I'm not worried about that. I'm just happy we got Vediamo domani, non dovrebbe essere niente di grave, sicuramente ho sentito la caviglia girare, però domani faremo gli esami. Senti, avete tenuto un po' all'inizio dell'ultimo quarto quando Treviso si è riavvicinato, no? You were worried about the coming back at the beginning of the fourth? No, I think we did a good job all game in executing what we wanted to do. This is professional basketball. People make runs. I got the utmost confidence in my team. I know sometimes we a bit inconsistent with things, but the way we've been practicing, the way I felt personally, I was confident we closed it out. You know, we had good energy on the bench. Davide Koskinen played great today. So, you know, we got it was more than just one person today. We literally had help from the entire team. Sì, no, non eravamo preoccupati perché avevo fiducia, continuavamo a eseguire bene il piano partita, essere uniti difensivamente. Chiaramente parliamo di basket a alto livello, per cui è normale che le squadre facciano parziali, specie quando devono risolvere le partite, è normale subire dei tiri. Loro hanno segnato grandi tiri all'inizio del quarto, però noi avevamo tanta fiducia. Oggi non abbiamo giocato come singoli, abbiamo giocato come gruppo, quindi questa è la cosa più bella che ci portiamo a casa. Senti, primi 5 minuti avevate lasciato 17 punti concessi. La cosa vi siete detto per dare la difesa per la squadra? First 5 minutes we undergone kind of 16 points. Then what did you talk to yourself as a team? Did you say something to yourself? I think we just made sure we locked in on the small things in our game plan. It was more so about which direction to send the ball handler, who not to help off of. We definitely had the effort. They made a few shots to start, but after that timeout and we was able to get ourselves together, you know, we were able to turn it around. Semplicemente
eseguito meglio le piccole cose del game plan, forzando anche negli 1 contro 1 magari l'avversario nella parte della pallacanestro che è meno forte, e quindi questo poi ci ha aiutato, ci ha dato fiducia e loro hanno iniziato molto bene al tiro e poi siamo riusciti a contenerli.